Sono Guido Tosello e faccio parte dell'Osservatorio Economico Agroalimentare di Veneto Agricoltura e oggi vi parlerò di imprese e di occupati. Nel 2023 il numero di imprese agricole attive nel Veneto si attesta intorno alle 58.000 aziende, con una flessione dell'1,6% rispetto all'anno precedente. Le imprese del comparto della selvicoltura sono in aumento di circa 3,5 punti rispetto al precedente anno, mentre quelle della pesca sono in diminuzione di circa 1 punto percentuale. Le società agricole di capitali registrano una crescita di circa 6 punti percentuali, rappresentando il 2,5% del totale delle imprese. Le ditte individuali costituiscono ancora la maggioranza delle tipologie di imprese presenti all'interno del settore, con una percentuale che si attesta intorno al 78%. In tutte le province venete si è riscontrata comunque una generale contrazione di quelle che sono le imprese agricole, in particolare a Padova, dove si è potuto notare un calo di circa 2,8 punti percentuali. Verona, Treviso e Padova rimangono comunque le province con il maggior numero di imprese. Nel settore alimentare nel 2023 il numero di imprese attive nel Veneto era di 3.500 unità, in leggero calo rispetto all'anno precedente, del circa 1 punto percentuale. Le imprese di capitali rappresentano il 35,4% del totale, in aumento di circa 1,5 punti. Treviso mantiene il primato della distribuzione territoriale delle imprese alimentari, concentrando circa il 20,7% del totale delle imprese, seguita da Verona e da Padova.